In febbraio, per altri servizi del telegiornale, mi trovavo a New York e venne a sapere che Romy Schneider si trovava proprio al centro della Quinta Strada. Buongiorno Romy. Buongiorno. È un piacere incontrarla qui, proprio al centro della Quinta Strada. E poi qui di fronte c'è anche, vedo, un cinema dove si fa un film italiano, Divorzio Italian Style. Romy, noi sappiamo che lei sta facendo un film in America, vorremmo sapere da lei, approfittare di questo incontro per sapere che cos'è questo film che lei sta facendo in America. Je ne le fais pas en Amérique, c'est le film d'Otto Preminger. Beh, veramente io lavoro soltanto a Vienna e sono a New York solo per parlare con Preminger. La séquence à Vienne, je commence au mois de mars. Je suis venue pour Sono qui a New anche York per pour faire misurare des i costumi, essayages de per conoscere robe, gli attori che voir lavoreranno les con me Boston qui tournent e poi là, per fare anche tante fotografie. Pour faire des photos. È la prima volta che lei lavora con Otto Preminger e io vorrei andare adesso a Boston per incontrare Preminger. Ho saputo che lei ha fatto anche un'intervista alla televisione americana. Si dice tanto male della nostra televisione. Com'è la televisione americana? Che impressione l'ha fatto? Ah, è una cosa che non esiste a Roma e a Parigi. Non si può spiegarla. Ma però ho visto una cosa, che mentre lei parlava, a un certo momento la sua faccia non si è vista più e si è vista la reclama di un dentifricio. Sì, è sempre così. Sì, si comincia a parlare e all'improvviso appare la reclama di una salsa di pomodoro o qualcosa di simile. La sauce tomate e des choses comme ça. Ecco, se passa sempre... Immagino cosa succederebbe in Italia con una cosa simile. Ma vedo che fa molto freddo qua, i fotografi devono fare altre fotografie. Io lo lascio qui a questo vento di New York. Tanto auguri e adesso vado a Boston a vedere Preminger. Ciao!